forse è meglio che non ci arrivino, e il parcheggio che si intende fare nell'area ex Chiudici non serve a questo. Ora io, in alternativa alla mozione presentata dal consigliere Florian, presento una mozione che riguarda appunto tutto quello che ho detto precedentemente. Se la Presidente è d'accordo, gliela porto a tavolo e se è possibile fare un po' di fotocopie. Se ritenete che venga discussa ora, preveda come previsto dall'articolo. E la caratteristica della maggioranza portare la serie delle copie se ritiene o meno il Consiglio di che sia discussa in questo momento. Grazie consigliere Zanin, ha chiesto la parola il consigliere Mascarini. Stasera, perché questa mozione non ce l'avete data qualche giorno fa? Zanin, perché questa mozione non ce l'avete data qualche giorno fa? Sappiamo da giorni che ce l'avete in mano, perché non siamo dei coglioni. Consigliere, a parte il linguaggio... No, aiuta a far capire a qualcuno com'è la situazione. Di questa mozione finisca. E questa qua sono giorni che ce l'avete. Allora se c'è voglia di dialogare, questa mozione si fa una telefonata ai consiglieri o ai capigruppo e gli si dice: guardate che noi in controparte alla mozione è in diritto come maggioranza, vogliamo presentare una determinata mozione, dateci un'occhiata, ragioniamo su, invece adesso è arrivato, capito? Quindi per quello che mi riguarda, e vi lo ribadisco per l'ennesima volta, secondo me, io a volte avrò anche toni e modi che possono anche non essere oxfordiani, però ragazzi vi guardo negli occhi tutti dall'uno all'altro, dico ragazzi e anche ragazze, e vi dico da me e dal nostro gruppo, ma credo anche un'azione così non l'avrete mai. Grazie consigliere Mascarini. E ribadisco che il presidente dell'ARCO, quello che praticamente assume la responsabilità della società, ha dichiarato la propria preoccupazione e lo dichiara il Consiglio Comunale. Grazie. Presidente, si accomodi al tavolo. Lui deve dire se Mascarini ha detto bugie. No, è stato sollecitato per questo, signor Sindaco. Lei sarà anche furbo ma ha mangiato poca volta. Consigliere, io credo che sia importante che tutti quanti sappiamo di più e meglio. Lei vuole vengo a scuola di me. Si può rivolgere anche domande? Ma scusa, ma lui non può venire qui a fare una relazione e ne trova tutti impreparati. Lui deve dire solamente, secondo il mio punto di vista, quello che Mascarini. Scusi consigliere Bernardo, lei ha chiesto, consigliere Bernardo, lei ha chiesto la parola oppure parla quando deve dare spiegazioni così estemporanee? Presidente, per cortesia, vedo di chiarire i dubbi e le domande che sono già state poste. Grazie, buonasera al Consiglio Comunale. Faccio una battuta, mai avrei pensato oggi stasera di essere chiamato a rispondere alla telefonata amichevole, no? Se ho sentito il tuo intervento, posso essere tu o devo essere tu, sono un po' di anni e faccio fatica ad avere lei. Una telefonata che era una telefonata amichevole, perché ti ricordo che si era aperta con un chiedere gas, ma chiedere un'altra cosa, un rapporto di lavoro che te abbiamo, no? Non è che ha chiamato io sono Giuseppe Mascarini, di là c'è il presidente di Micheluto. Però l'argomento sì, non avrei mai pensato di questa sera a rispondere a una telefonata che non era una telefonata istituzionale, una telefonata di lavoro che poi si è tramutata in una telefonata, non è che tu mi hai chiamato per dirmi mi hai chiamato a dire per lavoro e poi mi hai detto tre cose, per cui sta,
precisiamo che era una volta istituzionale, una cosa amichevole, come ci sono state altre, e va precisata questa cosa qua. E la domanda del consigliere Mascarini fu: sai che il sindaco provinciale vuole mettere su le quote ASO? Risposta di Chiaruto: sì, mi ha informato lunedì mattina. Siamo lunedì mattina. Lunedì prima del consiglio di una settimana prima, il sindaco mi informò di questa sua scelta. La domanda del consigliere Mascarini fu: ma lui può fare questa cosa? B, ma non c'è niente per l'azione da parte dei comuni. E lì iniziai una mia, io non sono molto, scusi consigliere Giordano, non sono molto sintetico, no? Dunque forse dove cominciare una spiegazione che parte un po' da lontano, insomma, e cominciare a spiegare la vicenda Teglio Veneto, ti ricordi Gastone? Teglio Veneto fu il comune che aprì questo fronte. Teglio Veneto, in forte difficoltà economica, possiamo dirlo, purtroppo queste sono anche le date del verbale dell'Assemblea di ASO, propose di vendere le quote di ASO. Vendere le quote di ASO, cioè Teglio Veneto voleva disfarsi totalmente delle quote di ASO. Totalmente. Perché per avere il servizio basta avere una quota. Per un servizio in ASO basta avere una quota, basta avere 20, 30, 1, 5. Questa cosa qui, e lo ribadisco, dunque sottolineo quello che ho detto a Gastone, ha creato una forte preoccupazione in ASO, una forte preoccupazione in ASO intendo in azienda, in assemblea dei soci. Tant'è che ti dissi, a fronte di questo, su mia proposta, abbiamo messo un limite al 20%. Questa è. Abbiamo posto su mia proposta, perché ero preoccupato, certo, lo dico, ero preoccupato, ero fortemente preoccupato, che i soci del territorio, dopo aver fortemente voluto analizzare profondamente l'aggregazione con Vertice, perché noi abbiamo fatto l'aggregazione, siamo l'unica azienda che fa l'aggregazione con Vertice, non una fusione, un'aggregazione, hanno voluto vederla veramente per filo e per segno. Allora, abbiamo fatto uno statuto, e qui mi riferisco al consigliere Borno, non so chi prima, no, forse il consigliere, no, scusi, che diceva perché statuto e no quanto sta. Abbiamo voluto metterlo nello statuto sta cosa qua, che comunque sia i comuni non essendo più maggioranza all'interno dell'ASO, continuare sempre la cosa, non con i partiti sociali che, come diceva qualcuno, possono scadere, e questo caso ma con uno statuto. Dunque abbiamo messo dei meccanismi di percentuale per cui ogni decisione che viene presa sempre con la maggioranza dei soci territoriali. L'idea mia, ne assumo la responsabilità, di mettere il freno del 20% era perché c'è una grande preoccupazione, e c'è ancora preoccupazione. C'è una preoccupazione di realtà che se non fosse per il 20% lì, la realtà è che Veritas diventa abbastanza maggioranza. Grazie al freno del 20% messo, ha fatto sì, come ha spiegato bene l'onorevole Moretto, che i meccanismi fanno sì che anche se tutti per assurdo venissero il 20%, comunque i soci territoriali avrebbero ancora la quota della società. Questo è. Di poco, ma avrebbero ancora. Chiudo l'informazione adesso, questa è la